Allora, sono Vincenzo Niccoli, sono un trainer, sono un mental coach e sono un fundraiser. E sono anche iscritto ad AIF nel registro formatori professionisti. Credo che dobbiamo fare delle riflessioni in questi tempi e sicuramente la prima riflessione è sulla capacità di essere concentrati su quello che stiamo facendo, sulla mindfulness. Di questi tempi è importante avere un sentiero, un percorso, quindi capire dove siamo diretti. Dobbiamo prima di tutto, per fare questo, essere consapevoli di dove siamo ora, per sapere dove vogliamo arrivare, e in questo sicuramente la formazione può essere di grosso aiuto. Si parla tanto oggi di mindfulness e molti la collegano alla meditazione. In realtà non è così. La mindfulness è un atteggiamento che ti permette di essere vivo nel qui e ora, essere focalizzato nel qui e ora. Noi molto spesso durante la giornata ci dedichiamo a tante cose, ma le facciamo in modo automatico, quindi perdiamo la lucidità del presente, della focalizzazione. E si parla tanto che i giovani non siano facili da coinvolgere, ma abbiamo visto in questi giorni come una ragazzina abbia coinvolto sul tema dell'ecologia, che è un tema molto importante, tantissimi ragazzi. E sicuramente è la cosa più importante è proprio questa: dare uno scopo e una visione a questi ragazzi di oggi, perché senza la motivazione, senza il motivo per cui loro sono portati a fare un'azione, è molto difficile coinvolgerli in tante cose. Quindi sicuramente questo discorso dell'alleanza, dello stare insieme e di essere coinvolti tutti verso un obiettivo comune ci permette di progredire e di andare avanti.